Master on, Dyno on, check spie fuel, accese, sì. Cinture e bretelle allacciate. Andiamo con la cintura. Perfetto, cazzo di cintura. Ok. Ah, perché questi li spingi se avanti? Sì, sì, c'ho qua un affare apposta che li può regolare. Allora, cuffie indossare, te le passo io. Metti pure. Il filo a sinistra o a destra? Come vuoi, cioè puoi metterlo anche dall'altra e spostare il microfono come sei più comodo. Adesso vedrai che mi sentirai. Uno, due, tre, prova. Mi senti, no? Sì. 1, 2, 3, prova. Mi senti? Sì, ti sento. Ma devo schiacciare per No, provare? no, adesso ti sento. Sì, Perfetto. Allora, tettuccio strapunti. Tettuccio, come ti dicevo, è così. C'è un'asola che va sopra a quel cerchietto. Lo vedi questo cerchietto qua? No. Guarda, vai avanti. Vedi questo cerchietto qua? Non riesco ad andare avanti. Molla la cintura, basta che fai così. No, qua. Vabbè, sganciala, dai. Vai avanti. Vedi questo cerchietto qua? Sì. Quando tu questo affare lo tiri tutto indietro, va sopra e poi scatta del tutto e lo chiude. Vai. Ma com'è che hai fatto? Ah, non devi girarla la mano? No, tiri tutto verso di te la leva. Ah, scusa, non avevo capito. No, Ero qua prego. che guardavo se... Quindi adesso il check lo rifaccio, è questo. 1, 2 e 3, questo qua sopra, guarda. Per aprire tutto da un lato. Ok. Prima e qua per aprire devo... spingi, prova. Spingi tutto. Ok, l'hai aperto, vedi? Sì. Vedi il gancio? Adesso vai di nuovo, controlli che il gancio... Esatto, vai tutto finché senti che scatta. Non ho sentito che scatta, però... Sì, tutto indietro. Perfetto, va benissimo. Ok? Prima quei due lì e poi quello sopra. Riprendiamo. Tettuccio 3 punti, batteria volt 11, 13, 9, va bene, 12, 3. Livelli carburante. Qua è quello lo puoi aprire o chiudere a seconda del caldo. Vedrai tra un attimo accendo e va meglio, se è caldo. Livelli carburante 31-27, facciamo una foto per dopo. Ok, flap 30 gradi, 30 qua, seconda attacca esterna, trim neutro, sì. Circle breakers, questi sono i fusibili, sono tutti inseriti. Carburante sul più vuoto, quindi mettiamo il destro già sul destro. Comandi di volo libero, trim propeller, tac. Trim 1 centimetro up, va bene. Briefing e decollo, effettuare. Allora, lane A, lane B, tac. Start power on, controllare le spie. Ok, perfetti le temperature già. Spegni, spie dopo 6 secondi si spengono. Coolant level verde, ok. Pompa 1, on P check, si accende la pompa 1 e si fa il check per vedere la pressione. Perfetto. Area elica libera, throttle 2 cm a freddo, a caldo lo si può lasciare in idle. Perfetto. Area elica libera, via dall'elica. Riscaldamento lo serve fare
anestetizzati.
prima volta che vedo sta roba del genere. Basta mettere giù tutto, però archivio inserito, flat 30 gradi ci sono, fare il raggio off, poi togliere le cuffie adesso, manetta al minimo, ecco. Foto con Dyno. Allora. Basta la mogliettina. Com'è andata, amore? C'è scritta? Aspetta un attimo, sta roba off, compo 1 e 2 off, e il total ho fatto la foto, Dyno on off, master off, bisogna aspettare ancora 29 secondi, intanto puoi aprire che prendiamo aria. Blocco paracadute, messa via. Ah, che tappa riccia.